17 anni, 1,65 m, arriva da Pupazzone in provincia di Treviso, del segno della Vergine. Arrivata anche a te, Giada. Ciao. Allora, so che la prima è sempre quella che rompe un po' il ghiaccio per tutte le altre, no? Perché il primo passo sulla passerella c'hai sempre le gambe che fanno un po' Giacomo. Come sono le tue, Giada? Vero. È vero. Ora ti sei tranquillizzata? Sì, dai. Dai. Allora, cosa fai nella vita? Raccontaci un po' di te. Studio ancora. Ok. E quest'anno sono in quinta e non ho idee per il futuro. Cosa vorresti fare? Non lo sai? Cosa c'è nel chiuso sotto chiave nel cassetto? Pensavo maestra d'asilo. Ah, che bello, beh, insomma. Mi piacciono i bambini e mi piace stare con loro. Vabbè, insomma, è davvero una bella prospettiva. Come ti descrivi a questo pubblico? Non saprei. Sono... Gli amici che dicono di te? Che sei simpatica? Che sei... Sì. Sì? Sei fidanzata, Giada? No. No, stai cercando fidanzato? No. Come no? No, sicura? Non vuoi il miliardario che ti faccia viaggiare per tutto il mondo? No, a te basta aprire il tuo asilo, avere i tuoi bambini e sei perfetta. Devi dire che sei sorridente, sei solare e sorridente. Va bene, Giada, in bocca al lupo e Grazie. buona continuazione. Ci vediamo più tardi con le altre uscite. Numero 2, Chiara Petrin, 23 anni, 1,65 m, arriva da Castelfranco, provincia di Treviso, del segno dell'Acquario. Com'è andato il primo scalino sul palco? Bene, bene. Bene, ti tremano un po' le gambe? No, dai, sono abbastanza tranquilla. Ah, bene, bene. Allora, cosa fai nella vita? Nella vita lavoro come impiegata in un'azienda farmaceutica. E da grande vorresti? Vorrei continuare in questo settore e continuare con le mie passioni più grandi, tra cui la danza classica. Ah, wow, questo sì che è un bel Mi talento. piacerebbe andare nel mondo della moda e sfilare con abiti da sposa. Come ti descrivi a questo pubblico? Ah, scusa, con abiti da sposa, come mai? Non lo so, ho sempre avuto questa Ti piace fare la principessa? Fin da quando ero piccola. mi sono Sei piaciuta. fidanzata? No. Ah, allora forse dai, chissà che sia di buon auspicio, perché poi indossare gli abiti da sposa porta bene, quindi chi ben comincia è a metà dell'opera, dicono. Come ti descrivi a questa giuria? Mi descrivo come una persona solare e testarda, perché se ho un obiettivo devo arrivare ad ottenerlo. Bene, beh, è importante, anch'io, guarda, sono molto testarda e arrivo sempre a ciò che voglio ottenere. Allora, devi prepararti, devi fare qualcosa, ti devi cambiare? Allora, guarda, cambiati pure, eccola già pronta, Chiara. Chiara, 3, 2, 1, il palcoscenico è tutto tuo. Brava Chiara, quando è nata questa passione per la danza? È nata quando avevo 7 anni, quindi continuo da tantissimi anni. Brava, complimenti, sei stata bravissima. Buona continuazione e in bocca al lupo. Grazie mille.
Proseguiamo con la numero 3, Arianna Piccoli, 16 anni, 1,65 m, arriva da Legnago in provincia di Verona, è del segno del Sagittario. Allora, vediamo se mi si sente bene, questo è il tuo microfono. Cosa fai nella vita? Raccontati un po'. Allora, sono una studentessa dell'indirizzo sociosanitario e nella vita spero di diventare una maestra d'asilo come lavoro, però il più grande sogno è diventare una fotomodella. Ah, che bello! Qual è la fotomodella che ti piace di più? Cioè la quale ti dà più, non so, sicurezza, fiducia, diciamo un po' la tua influencer? Elisa Visari. Perché? Cioè, a parte è che si bellissima, vende, ecco, quindi che fai? Cerchi di anche truccarti, pettinarti un po' come lei, ascolti i suoi consigli? Ci provo. Beh, l'importante, guarda, come dico sempre, l'importante è crederci e non arrendersi mai. Questo è un po' il mio motto e lo dico sempre a tutte le ragazze. Come ti descrivi a questa giuria, Arianna? Allora, sono una persona molto permalosa e determinata, tantissimo, quindi quello che voglio lo ottengo sempre. Allora io ti vedo anche sempre un po' timidina. Un po'. Sì, però poi leggo qui nella scheda che tu balli hip hop. Cioè, ma come fai a ballare hip hop che è un'esplosione della danza ed essere così minutina, tranquillina, riservatina? Cioè, sei come si dice in Veneto una bronza coperta? Hai capito la nostra Arianna? Devi prepararti, Arianna? Bene, allora preparati. Allora vediamo se Arianna è pronta. Io ritorno nel frattempo al discorso che stavamo dicendo prima, che tutte le concorrenti di Miss Venice Beach, oltre a essere belle, devono essere anche brave e talentuose. Ognuna di loro si racconta un po' per quello che sa fare, per quello che vorrebbe fare un domani. Arianna con la sua coreografia di hip hop. Potrei dire un'altra Arianna abbiamo visto qui sul palco, eh? Sei carica per le altre uscite? Bene, allora con questa carica ti vogliamo vedere sfilare più tardi. A dopo, numero 4, Maria Mac, 15 anni, 1,68 m, arriva da Tiene, provincia di Vicenza, del segno dello Scorpione. Maria, anche a te, cosa fai nella vita? Allora, Stai pure qui vicino a me. Nella vita faccio la studentessa, frequento il liceo scientifico e ho tante passioni, tra cui mi piace tanto disegnare, infatti ho deciso di portare dei miei disegni. Ma infatti stavo guardando dietro che sembrano proprio dei quadri, cioè più che disegni, insomma, sono bellissimi. Da dove nasce questa passione? Allora, da quando ero piccola ho sempre amato disegnare, è sempre stata la mia passione, il mio hobby, perché mentre disegno riesco a liberare la mia mente da tutti i pensieri, quindi è una specie di antistress
interessa anche per me. Ah, che bello! E quindi mi hanno sempre detto che ero brava, quindi ho continuato così a disegnare Ma prendi, diciamo, l'ispirazione, guardi un paesaggio o qualcosa, oppure sono disegni che escono così dalla tua mente? Nel frattempo i nostri giurati stanno ammirando le tue creazioni. allora dipende, alcune volte copio anche un paesaggio, così, altre volte mi viene così da disegnare, non so, l'universo E disegni l'universo, quindi Sì. secondo quello che tu ti immagini. sì. Brava, brava, mi piace Maria. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, sono una ragazza solare, determinata e anche molto curiosa. E da grande vorresti? Allora, negli ultimi anni ho cambiato idea. Un sacco di idee, vabbè, l'importante, guarda, è averne qualcuna, no? E poi magari una la realizzi, una no. L'importante è crederci. Vorrei continuare i miei studi, quindi lavorarmi, però il mio sogno nel cassetto è quello di fare la modella. Ah, bene, bene. E per chi vorresti sfilare? C'è un brand che ti piace di più di altri? No, mi piacciono, cioè mi va bene da tutti. Basta sfilare. Basta sfilare. Allora guarda, ci hai incuriosito, ti verremo a vedere su questa passerella di Rosolina Mare come te la caverai. In bocca al lupo e buona continuazione. Grazie Maria. Numero 5, Asia Mantovan, 14 anni, 1,68 m, Riva, in provincia di Rovigo, del segno del Sagittario. Adoro i tuoi capelli rosso sirenetta. È vero che adesso ultimamente va la Barbie, ma i tuoi sono rosso sirenetta Ariel della Walt Disney, o no? Da dove arrivano questi colori? Come mai hai deciso di farti rossa? Fuoco. Personalità, già questo è soltanto una questione di personalità. Ah, bene, cosa rappresenta il rosso per te? La tua Una forza. forza, sì. Ah, bene, mi fa molto piacere. Cosa fai nella vita e che cosa vorresti fare? La vita faccio la studentessa e lavoro. E cerco fare continuare con la danza e cercare un lavoro che mi piace. Che abbiate attinenza con la danza o che... Ah, bene, va bene, ragazzi. Poi guarda, un bel palco ce l'abbiamo, la nostra coreografa cerca sempre delle ballerine, sa mai che salti fuori la cosa giusta. Allora, tu che cosa balli, Asia? Ho visto che porti un ballo, ma non ho capito quale. Allora, è una coreografia Sì, che ho pianificato io. ok, E di Luis. ok, va bene. Tu cambiati, io nel frattempo verifico perché non si sa mai, poi ogni tanto le canzoni spariscono, ogni tanto ce l'abbiamo. DJ, ce l'abbiamo la sigla? Hai visto? Sei già pronta subito! Asia, ragazzi, io parlo a ruota, quindi fermatemi. L'abbiamo trovata la canzone? Pensa un po' che fortuna, l'abbiamo trovata anche la canzone. Vai Longo! Brava Asia, brava, brava! Ma hai una coreografa anche che ti aiuta, che ti insegna? Sei tu autodidatta? Sì. Ah, brava, complimenti, è bello insomma esprimere anche queste emozioni ballando. Sei pronta per dopo? Sì. E allora in bocca al lupo e buona continuazione.
Numero 6, Isabel Zanchin, 19 anni, 1,68 m, arriva da Villa del Conte in provincia di Padova, del segno dell'Ariete. Isabel, dimmi dove e quando, dove vai, da dove arrivi e dove andrai. Isabella, ho finito l'ultimo anno, cioè Com'è andata? un po' traumatico, Perché un po' traumatico? Cioè? un po' dura, Sì. ma ce l'ho fatta. E adesso che vorrai fare? Adesso il mio sogno è quello di diventare una giornalista sportiva e sto cercando di fare dei corsi in università magari riguardante il giornalismo. Ah, guarda, qui abbiamo insomma il gazzettino che ci segue, abbiamo Style, insomma tanti magazine che sono sempre alla ricerca di nuove candidate, insomma. Bene. Da grande cosa, allora abbiamo capito dove si va, come ti descrivi a questa giuria? Sono una ragazza molto empatica, una ragazza che si mette sempre in gioco e lo vuole amore. Brava, io vedo qui dietro che hai presentato un video con dei ragazzi, raccontacelo, chi sono? Io seguo appunto dei ragazzi disabili e con loro sono come la mia seconda casa, la mia seconda famiglia. Credo che stare con loro mi abbia cambiato completamente la mia visione, il mio modo di essere e io ripeto, come diceva anche un cantante, dalla parte del mio. Brava, complimenti, grazie Isabel della tua spiegazione. Sei pronta per dopo? Certo. E allora in bocca al lupo e tira fuori la grinta mia cara. Buona continuazione. Numero 7, Flavia Iseni, 19 anni, 1,68 m, arriva da Loreggia in provincia di Padova, del segno dei gemelli. Ben arrivata Flavia! Ciao a tutti, Cosa fai nella vita? io studio, sono studentessa al 4.4 anno di moda, studio la scuola di moda e nella vita vorrei fare la modello. E magari vediamo qui dietro che insomma dei tuoi bozzetti dove hai presentato dei disegni, delle borse, degli accessori. Cosa ti piace di più disegnare? A cosa ti ispiri? Figurini, pezzi da sera, Ok? proprio in giro. E, C'è uno stilista al quale ti ispiri? sì, Leonardo da Vinci, mi ispiro tanto anche a dai. scuola, sì. Ok. E anche grazie alla scuola Se fai queste cose, vedi le scuole ogni tanto servono. Anche nel tuo caso abbiamo portato i disegni alla giuria così possono ammirare più da vicino mentre tutto il pubblico, guarda che bella piazza piena, piazzale Europa, li ammira dai grandi matriziani. Come ti descrivi al pubblico presente e soprattutto alla giuria? Perché poi il pubblico deve applaudire perché diciamo sostiene, ma è la giuria che ti aiuta a portare a casa il risultato, ovvero vincere una delle tre fasce. sono solare, all'inizio sono un pochino timida, testarda e determinata. È determinata, bene.
Da grande vorresti fare la stilista, vorresti fare anche la modella e... Spero la stilista, la fotomodella. Insomma, due opzioni ce l'abbiamo, chissà che una delle due ce la portiamo a casa. Va bene mia cara, grazie Flavia, sei pronta per dopo? Sei pronta? E allora con tutta la grinta anche per te, in bocca al lupo. Numero 8, Elena Bettin, 21 anni, 1,70 m, arriva da Maserati Padova, del segno del toro. Qui sul palco. Ciao a tutti, è un po' emozionante. È emozionante, vero? E quando arrivi e vedi questa platea di 1000 persone più qui davanti, vero? Come ti racconti? Dici qualcosa di te. Ho 21 anni, sono un'impiegata commerciale in un'azienda e sono una persona determinata, un po' timida e determinata, testarda. Premetta, da grande vorresti continuare per questa strada o hai qualcos'altro chiuso sotto chiave? No, penso di continuare per questa strada, sì. Allora io vedo che tu hai portato un video, se non erro, lo facciamo partire il video di Elena. No, non è questo. Ah, è questo? No, non è questo. No, non è questo è quello dopo, dell'interpretazione. Vabbè, Elena insomma fa dei dolci. Sì. Raccontaceli, facci venire un po' di acquolina. Sì, allora quando ho del tempo libero mi piace Eccoli cucinare. qua, questa cos'è? Una torta di mele. Una torta di mele, esatto. Ok. Biscotti col cioccolato. Esatto. Sì, ce ne sono vari. Ecco, io ingrasso solo a guardare i Torta dolci. mimosa anche. Fantastici, ma perché li fai tutti questi dolci, Elena? Ma anche per amici, per il fidanzato. Dove Ciao, sta il Gio. fidanzato di Elena? Con la maglia rossa. Fatti vedere la pancia come sta, fidanzato di Elena. No, è magro, deve ingrassare un pochettino. Ah, ecco, per quello lo imbottisci di dolci, perché così mette su un po' di muscolatura. Va bene Elena, sei pronta per dopo? Certo, E prontissima. allora, con tutta la carica degli zuccheri dei tuoi dolci, ci vediamo più tardi in passerella. Buona serata, in bocca al lupo. Numero 9, Camilla 7, 19 anni, 1,72 m, arriva da Agna, in provincia di Padova, del segno dei pesci. Ben arrivata, ti vedo esplosiva un po' su questa passerella, no? Emozionata. È la prima volta che sfili? La seconda. La seconda, e com'è andata? Beh dai, spero bene. Beh, insomma, ti sarai sentita più sicura, no? Visto che è Sì, la dai, seconda sì, per volta. fortuna. Sì, dai. Bene, come ti racconti a questa giuria e a tutto il pubblico di Rosolina Mare? Allora, io sono una persona molto ambiziosa, molto sicura di me, creativa e complicata. E beh, chi non è complicato nella vita? Da grande vorresti? Allora, io lavoro in un negozio di abbigliamento, però il mio sogno sarebbe aprire un ristorante. Ah, ma dai, Sì. quindi sei brava anche in cucina? O vorresti solo gestirlo? Gestirlo. Ah, gestirlo, ok. Perché proprio un ristorante e non continuare nella moda? Sarebbe il mio sogno, il ristorante. Sarebbe il tuo sogno, ah, bene. Di pesce, di carne? Carne. Di carne, ecco. Consorzio Sigillo Italiano, dove sta Betelle, Cristian? Ecco. È di là che dà la carne, dà gli assaggi? Ecco, vabbè, insomma, sai dove andarti a rifornire qua in zona. Qui dietro vediamo delle foto, sono delle foto che scatti tu, immagino. Perché a me piace molto fare le foto e soprattutto farmi fare le foto. Beh, perché no? Tipo questa. Tipo Fatta qui io, dove me la- sei? A Formentera. Ah, Anche Formentera. qui. Bene, mi
fa piacere. Allora chissà che ci racconterai anche con un sacco di foto quando saranno pronte dai nostri bravissimi fotografi e ci farai un po' di pubblicità nei tuoi social. Questa è la tua? Che Sì, le faccio io. Ah, fantastico, bravissimo, complimenti. In Grazie bocca al mille. lupo e buona continuazione. Grazie, a dopo. Ciao Camilla, numero 10, Sheila Mazzuccato, 20 anni, 1,75 m, arriva da Brucine, provincia di Padova, del segno della Vergine. Sheila, allora qui secondo me gli è mancato un numerito, no? Perché mi hanno scritto 2 anni, quindi ho detto vabbè che anch'io dico sempre che ne ho 25 anche se non sono più 25, ma caspita ridurre a 2. Sheila, 21, vabbè te l'ho dati 20, portali a casa e non diciamo niente, tanto non ci sta guardando nessuno. No, nessuno. Allora raccontami un po' di te, cosa fai nella vita? Allora, io faccio la social media manager. Ok. Infatti sono qui per portare un messaggio e 2 elementi chiave che mi hanno portato nel mondo del social media manager. Spieghiamo anche bene al nostro pubblico, perché magari adesso noi giovani parliamo tanto in inglese, però magari non tutti sanno di che cosa si tratta. Spiega bene qual è il tuo lavoro. Allora, in primo punto il social media marketing è l'elemento più importante e il secondo punto è l'impatto fondamentale che ha il mindset nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Il social media marketing ad oggi è il pilastro fondamentale della nostra era digitale che ci permette di avvicinarci a tantissime persone di tutto il mondo e di avere un pubblico globale. Ma non si tratta solo di follower e di like, si tratta di interazioni autentiche con le persone, dando valore, importanza, fiducia e emozionare chi ci guarda. Beh, queste guarda sono delle parole davvero importanti, perché tanti è vero stanno sui social per avere più like, però non si capisce mai bene che cosa ci sta dietro, quindi il fatto di emozionare, Esatto. comunicare un qualcosa, dare dei Esatto. valori, queste sono delle basi fondamentali Ma che la tutti base dovrebbero più capire. fondamentale è il mindset, perché il mindset è come noi ci comportiamo, come affrontiamo i fallimenti, come affrontiamo gli ostacoli. Bisogna avere un mindset dinamico e positivo, perché il successo senza il fallimento non esiste. Brava, parole sante, lo diceva anche Trump che lui è fallito tante volte perché nella vita ha fatto sempre un sacco di cose. Chi non fallisce è perché non fa niente. Esatto. Quindi giovani, impegnatevi e staccatevi da quel divano e dal telecomando. Dico bene, Sheila? Esatto. Ecco, come ti descrivi a questo pubblico? Allora, mi descrivo una persona ambiziosa, una persona che sa quello che vuole, so chi sono, e con tanti sogni, ma soprattutto so dove voglio arrivare. Voglio arrivare a diventare una donna d'affari e voglio portare questo messaggio, il messaggio che sbagliare è giusto, il fallimento è giusto e gli ostacoli e i fallimenti bisogna usarli come Dei trampolini di lancio. dei trampolini di lancio verso il successo, sì, assolutamente. Brava, complimenti Sheila. Allora che sia questa un tuo trampolino di lancio anche per tutte le altre uscite. In bocca al lupo e buona continuazione. Numero 11, Giada Campello, 17 anni, 1,75 m, arriva da Caltana in provincia di Venezia, del segno del Capricorno.
sempre più su, ben arrivata, sempre più alte le nostre miss. Cosa fai nella vita? Sono una studentessa, proprio quest'anno ho frequentato il 4º anno all'indirizzo modo del corso. E da grande vorresti? Io vorrei diventare una stilista. Ah, che bello, qual è il personaggio, diciamo, lo stilista che ti dà ispirazione? In realtà non c'è nessuno tipo di No, ispirazione, ok. Però se proprio devo Beh, se ti scegliere- devi vestire, cioè chi è che sceglie? Facile. Ah, ecco, la vedi che c'è uno stilista che ti piace, no? È vero che poi ognuno crea il suo pugno, magari fa delle modifiche, magari fai anche delle modifiche agli abiti che acquisti o no? È capitato. È capitato, io so che tu però hai creato qualcosa per noi, sì? E allora vai a prepararti così lo facciamo vedere al nostro pubblico. Lo facciamo vedere al nostro pubblico perché le nostre miss sono anche delle artiste molto creative e Giada ha realizzato un abito cucito, tagliato, insomma ha fatto il cartamodello, adesso lo indosserà ed è proprio una sua creazione e ne va molto molto orgogliosa. Le diamo il tempo di prepararsi e poi sarà. È già arrivata? Wow! Che dire! Mi piacerebbe pure a me indossarlo con qualche taglia in più, Giada, però vabbè, dopo ti do pure le misure. Allora Giada, raccontami questo tuo abito e poi ti facciamo sfilare nuovamente. Beh, l'ho disegnato io, ho progettato e dopo anche cucito e tutto. Ci ho messo bene o male una settimana di tempo per farlo e Hai scelto anche il tessuto, insomma hai voluto che cadesse in questo modo. Bene, allora guarda Giada, ti faccio fare un'altra sfilata perché è giusto che anche la giuria apprezzi il tuo lavoro. Musica! Bravissima, bello, bello, complimenti, mi piace molto. In bocca al lupo per la tua carriera da stilista. Carica, ti vogliamo però vedere sfilare come una modella più tardi. Buona continuazione, ciao Giada. Numero 12, Rossella Lorenzi, 17 anni, 1,80 m, arriva da Jesolo del segno del leone. Rossella, fantastica, dall'alto della tua bellezza, raccontaci qualcosa di te. allora, buonasera a tutti. Frequento il liceo classico e ho appena finito la quarta, che è stata in realtà una quarta un po' speciale perché Ok, ho avuto l'opportunità di andare un anno all'estero in Belgio Fiammingo e quindi che ho bello. frequentato la quarta lì. Sì. E come ti sei fatta capire? Parlavi inglese o hai imparato anche un po' di... Inizialmente inglese, poi circa da dopo Natale ho cominciato anch'io a allenarmi con l'olandese e adesso posso dire di quindi capirlo. salutaci, dici una frase in olandese. Vediamo se magari qui nel pubblico di Rosolina c'è qualche turista olandese. Che gli puoi dire? Goedenavond allemaal. Ik ben zo blij dat ik hier ben en ja, ik wens iedereen een heerlijke Ma avond. c'è qualche... Siete olandesi? Ma davvero? Arrivate dall'Olanda? Oh, wunderbar! Fantastico! Ah, avete capito che ha detto? Che hai detto, Rossella? Buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qui stasera. Ma cioè è fantastico, questo è caramba, che sorpresa, i parenti dall'Olanda, dal Belgio sono arrivati solo, Rossella, per sentire te che dicevi questa frase. Esattamente. Allora, come ti racconti a questa giuria? Mi considero una persona molto curiosa verso tutto ciò che non conosco, razionale ma a volte un po' troppo perfezionista. Vabbè, sei un po' pignola. Vabbè dai, insomma, ogni tanto chiudi pure un occhio. Da grande vorresti? Mi piacerebbe tanto diventare una scrittrice.
Ah, infatti io vedo che qui hai portato un tuo testo. Esatto. Devi andare a prepararti? Ce l'ho qui. Ce l'hai qui? Allora prendilo pure, tieni anche il microfono. Eccolo qui. Allora mettiti dove ci leggi bene. Io a una certa sono diventata anche un po' cieca, quindi ti lascio il palco, Rossella. Grazie. Mettiamo una musica in sottofondo leggera leggera, facciamo un po' di atmosfera. Mi guardai intorno e non mi sembrava vero. Ero finalmente libera di vivere, libera di correre, di sudare, di ridere, di amare. L'erba secca scalpicciava sotto i miei piedi nudi. Ero rimasta fin troppo tempo nella noia. Volevo addormentarmi nel bosco per poi svegliarmi e vedere dove i piedi mi avrebbero condotto quel giorno. Immergermi nelle acque più gelide dei fiumi e sfiorare con un dito il fondale dei laghi. Volevo arrampicarmi sulla punta dell'albero più alto. Volevo camminare a piedi nudi sulla ghiaia dei torrenti e stare in equilibrio sulle loro rocce. Volevo che il sole mi baciasse la pelle, che l'acqua la bagnasse e che il vento la asciugasse. Fu allora che cominciai a sapere apprezzare il presente, l'attimo che è il qui e l'adesso, perché non abbiamo altro. Il passato è andato e risiede in un bagaglio insieme a tutti i suoi ricordi. Il futuro invece è incerto e per quanto cerchiamo di indovinarlo, quello rimane imprevedibile. Non abbiamo altro che il presente. E questa, cari amici e caro pubblico, è la ricetta per iniziare la ricerca della nostra felicità. Grazie. Brava Rossella, l'hai scritto tutto tu di tuo pugno? Sì. Complimenti! Very, very, very good. Come si dice in olandese? Zo So gedaan. good. Assomiglia un po' al tedesco però questo olandese, qualche parola, Diciamo no? che i suoni sono quelli del tedesco più o meno, sì. Ah, bene, mi raccomando. Sei pronta per dopo? Molto pronta. Ok, sfilerai da italiana o da olandese? Da italiana. Da italiana. Allora ti vedremo più tardi sul palco. Grazie mia cara e buona continuazione. Con Rossella sono terminate le concorrenti di oggi.